Siamo arrivati finalmente al nostro primo obiettivo, che però non sveleremo ancora. Ve lo diremo nel prossimo video. Ed eccoci a svelare l'arcano. Siamo in Bretagna. Terra di mare roccioso e pascoli verdi al suo interno. Emblema della regione sono i fari. Sono circa 150 queste luci erette sulle coste a supporto della navigazione, sia per l'imbocco sicuro del canale della Manica, perché effettivamente è pieno di insidie, sia per l'accesso ai vari porti regionali. E qui si vede la differenza tra una persona che è vissuta 22 anni in Germania e una che è sempre vissuta in Italia. Io con le maniche corte, tu con la giacca a vento. Ma tu mi hai detto fa Non è freddo, possibile. vestiti, fa freddo. Io ho portato la giacchettina. Il faro di oggi si chiama Le Petit Minous. Min in bretone significa bocca e dal plurale, con un gioco di parole, diventa minou e significa gattino in francese. Infatti è alto solo 26 metri, dico solo. All'apparenza è una struttura esile, costruita su uno scoglio, collegato alla costa con un ponte ad arcata singola, che ne esalta lo slancio verso il mare. L'apparente esilità ha saputo fronteggiare non solo le tormente del mare, ma anche la guerra e i bombardamenti. Nel sentiero di accesso sono ancora visibili alcuni bunker della Seconda Guerra Mondiale e devo dirvi, incomparabilmente più brutti del nostro faro. A fianco al nostro faro è visibile una torre più bassa, usata dalla Marina Militare per controllare e supportare l'accesso delle navi al porto di Brest. Questo faro venne proprio commissionato dalla Marina Militare nella prima metà del 1800, finalizzato proprio al supporto di questo importante porto regionale. Come altri fari costieri, Le Petit Minous può essere raggiunto a piedi percorrendo il sentiero dei doganieri, molto usato nel XVIII e XIX secolo per controllare il traffico lecito, ma anche quello illecito, di queste terre considerate di frontiera. Fino agli anni '80 i fari avevano i loro guardiani, personaggi con storie di interessante resilienza e pazienza rispetto alle intemperie a cui erano sottoposti. Oggi invece tutti i fari sono completamente automatizzati. Si accendono al calare del sole e si spengono al suo sorgere e vi devo dire, sono molto precisi. L'apporto umano resta importante per la manutenzione e le migliorie, sfidando sempre gli eccessi dell'indomabile energia dell'oceano.